Vabbè, insomma, uno spot che prende come riferimento una famiglia di genitori separati con la bambina che li riunisce in qualche modo con la mela o la pesca dell'Esselunga. No? No, chiedo così, l'abbiamo appena visto, è uno sport di cui si sta parlando molto. Lisa Carraro, lei che impressione le fa? A me sembra una storia così abbastanza ben raccontata. Non capisco bene cosa c'entri l'Esselunga con le coppie separate, però il marketing, la pubblicità fanno questi messaggi. Cosa ne pensi? Allora, io penso che intanto il direttore marketing è stato un genio, perché ne stanno parlando tutti, quindi complimenti, devo dire. E dopo... Ma cos'è che ha colpito? Secondo me è un bello sport, è un bel spot, perché comunque intanto è molto toccante, questa bambina così ingenuamente cerca a modo suo di riunire una famiglia. E è vero, mostra la famiglia tradizionale e questa bambina sogna la famiglia tradizionale ed è una cosa bellissima, ma questo non vuol dire che le famiglie non tradizionali non siano altrettanto belle. Però finalmente viene fatto un spot che ultimamente, insomma, su una famiglia tradizionale, su un papà e una mamma, la bambina che vorrebbe la mamma e il papà di nuovo insieme gli piacerebbe, viene criticato quando secondo me adesso il fatto del politica correct sta un po' prendendo troppo la mano, cioè anche solo i cartoni animati Disney li stiamo trasformando in una maniera che dico lasciamoci un po' di tradizioni che fanno sempre bene, io sono un po' di questo prego. Quindi secondo me hanno fatto un bello spot, non si può dire di no, non hanno offeso nessuno, hanno fatto una bella cosa, una bambina che ha trasmesso la sua volontà, il suo pensiero, sì, forse magari con il fatto del supermercato c'entra poco la famiglia, però vabbè dai, se ne parla ed è anche giusto così. Sì, poi si danno sempre, ormai si butta un po' tutto in politica, per cui dice come è uno spot di destra perché auspica l'unione delle famiglie contro le famiglie di fatto, insomma torniamo sempre lì.